Cari telespettatori, ben ritornati. Siamo con Graziano Basso, che è responsabile CAF Nord-Est, responsabile fiscale, e quindi parliamo di che cosa? Un argomento molto importante, ovvero dell'ISEE. Sì. Novità. Novità. Allora, titolano tutti i giornali del nuovo ISEE. Il nuovo ISEE innanzitutto non è per tutti, i nuovi calcoli dell'ISEE vengono utilizzati solamente per l'erogazione delle prestazioni erogate dall'INPS, e queste sono l'assegno di inclusione, l'assegno di assistenza per il lavoro, poi l'assegno unico per i figli a carico, il bonus bebè e i vari assegni per il bonus asilo nido e quant'altro. Sono queste le 5 tipologie di prestazione per cui si può utilizzare del nuovo ISEE, del nuovo calcolo ISEE. Una cosa molto importante da dire è che adesso stiamo facendo la compilazione delle domande ISEE, è importante che tutti le facciano perché sono legate una marea di agevolazioni all'ISEE, e queste in particolar modo sono soggette al nuovo calcolo. Il contribuente non deve fare nulla. Questo è già interessante. Non deve fare nulla, anche per le domande già presentate, anche se siamo in assenza di modello ministeriale da quale leggere nell'attestazione quel nuovo ISEE ricalcolato sulla base di della normativa prevista dalla finanziaria. Non deve fare assolutamente nulla, perché praticamente l'INPS ha dato la possibilità al CAF di inviare i dati necessari per poter calcolare il nuovo ISEE in assenza di modello, e conseguentemente quando sarà pronto l'INPS e avrà acquisito le innovazioni tecnologiche che servono per il ricalcolo dell'ISEE, produrrà e manderà una comunicazione ai contribuenti che hanno già presentato l'ISEE, il nuovo che è stato messo a disposizione il nuovo ISEE ricalcolato, perché ricorrono le condizioni per quelle tipologie di persone, per queste singole pratiche. Il contribuente, torna a dire, non ha necessità di fare niente, perché praticamente, essendo pratiche gestite all'interno dell'INPS e i dati dell'ISEE vengono spediti nella banca data dell'ISEE tramite i CAF, non deve fare nulla, perché se lo ricalcola automaticamente e le prestazioni verranno adeguate. Molto semplicemente, per cui il messaggino che manderà l'INPS è solamente un messaggio d'avviso, di riconoscimento delle condizioni e del nuovo calcolo che poi si potrà andare a vedere. Non serve ristampare l'attestazione con la nuova modulistica, perché quell'ISEE è spendibile solo per le prestazioni dell'INPS, per cui qualsiasi altra prestazione, penso il bonus bollette e quant'altro che vengono erogate in automatico, non lo considerano. Per cui è tutto a posto. Se io devo fare la domanda di un bonus università non mi interessa, perché non è una prestazione tra quelle contemplate, e poi l'attestazione ha una data di rilascio, per cui non c'era ancora il modello ministeriale, è comunque da considerarsi valida, non serve la ristampa, per cui molta tranquillità. Per fortuna, anche se non c'erano tutte le carte in tavola, si riesce comunque a gestire la cosa in maniera preventiva e senza recare danno al contribuente. Chiarissimo, Graziano Basso, la ringrazio molto. Si figuri. Grazie quindi della collaborazione. Naturalmente voi, per sicurezza, comunque chi ha la pensione andatela a farvela controllare, oppure per chiarezza fissatevi un appuntamento presso le sedi dello SPIC CGIL e poi naturalmente anche dell'INCA e del CAF a seconda delle situazioni. Buon proseguimento.